Allora, PlayStation c'è, la live sta andando, la chat è qui, il gioco credo si sia aggiornato, visto che non l'ho trovato in sospensione. Continuo. I salvataggi saranno in forma differente, va benissimo. Allora, Dolmen, avremo un bel po' da fare, quindi non ti preoccupare. Allora, a questo punto ci conviene prepararci per la quest qui. Accetta ordini, distruggi il distributore di frequenze e consegna la registrazione misteriosa al musicista. Hey Sam, this is Tarman. The disruptor device we need you to disable is located in this area. You should have no trouble whatsoever destroying it using MP bullets or MP shells. Okay. Alternatively, consider getting close enough to access the device directly. You can use your ring terminal to have APAS hack into it, allowing you to disable it without resorting to brute force. Be advised though, Sam, that some of the brigands you'll encounter on site will be wearing armor protecting both their heads and bodies. Ok, and questa every missione one è of proprio these action. armored units will be wielding a rod. No doubt their aim is to fortify themselves against ranged attacks, allowing them to move in and engage you at close quarters. In light of this development, we've gone ahead and added armored enemies to our VR weapons and combat training programs. This way you can experiment with various methods and find a means of dealing with them that's suited to your personal strengths. That's all the information I have for now. Review your potential routes and finalize your equipment loadout before heading out. We're counting on you, Sam. Ok, avevo la possibilità di fare i bastoni. Allora, di base dobbiamo andare qui e da qui. Oh, sbaglio sempre, porca la miseria. Quasi tutti. Allora, ciapa da qui. Vai qui. E da qui poi andiamo qui. Allora, la strada di base c'è. Possiamo vedere. Questo lo dobbiamo recuperare. E qui adesso ci possiamo fare. 2 di questi già ne abbiamo. Un'asta per il combattimento ravvicinato. Anzi 2. Ok. Abbiamo anche l'esoscheletro, quindi non ci sono problemi. No, questo è quello che dobbiamo portare e poi dobbiamo disattivare il coso lì, quindi questo ce lo portiamo dietro. Ci carichiamo pure queste 2. Statina al carico. Per lo zaino cosa c'è di nuovo? Assorbitore di scariche elettriche. Questi si usano le lance, male non sarebbe. No, andiamo così e vediamo come va. Allora, c'ho 45 di memoria. Generatore cronopioggia più in là. Avviso di inondazioni no. Questi costano troppo. 60, 20. No, teniamoceli e partiamo di qua. Vai Sam Porter Bridges, vai. Allora, a questo punto devo andare prima di tutto là. Ok, possiamo vedere di andare sull'autostrada. Poi dopo ci leggiamo pure il social network. Allora, andiamo di fare sta missione.
Tanto è di qua. Allora andiamo da sopra e cerchiamo di capire un po' la situazione. Un CCP ce l'ho. Manco poc'anzi potevo fare una torre d'osservazione, ma va bene. Ok, ma mi devo un attimo riabituare i tasti. Allora. Someone's out there. Now leaving Chiral network coverage. Il problema è che qua ce ne sono. Allora, li attiriamo tutti e ci andiamo di guerra o ci andiamo in modalità solid snake? Allora, proviamo a farla stealth per quanto possibile. C'ho manco qualche posto dove potermi nascondere. Allora, innanzitutto la torretta. Questo già ci ha visto? Sì. Ok, dopo un po' vanno giù lo stesso. Ok, ok. Merda. Fa qualche sacca di sangue. Ok. Allora, dobbiamo togliere quello dalla torretta. Sam. Vai, grande Sam. Aglia. Ok, 2 inculcati. Sì, certo, i mezzi forti, certo, sì, sì, sì. No, no, ma va bene così. Bello questo mezzo. Devi scendere da qua sopra. No, che mi vuoi buttare sotto, pezzo di merda. L'ho visto. Ok. C'è tanta roba da recuperare qua, va bene. Ne sta arrivando un altro. Vai. Vai, Sam. Oh, non sta di là. Merda. Ok, abbattuto un altro. Ok, un altro qua dietro.
quello che va spento. Good job, Sam. You've disabled the target. All right. Ok. Let's deliver the cargo. E qui ho fatto tutto. Ok. Un po'. Almeno così la zona dovrebbe essere anche un po' tranquilla. Non c'ho oggetti per curare il tutto. Oh 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 oh. Aia aia. Allora. Merda. Ok, questi dovrebbero essere gli ultimi. No, Sam, non è il momento di fermarsi, Sam. Ok. No, ce n'era un altro. Ce n'era un altro. Ok, se ne sarà scappato. Ok, allora. Una cosa che possiamo fare. Vai, Sam. Allora, vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Per almeno uno spray, se è possibile. Questo è per il comandante solitario e ce lo portiamo dietro. Questo ce lo prendiamo. Danni contenuto 35 va bene. Metti nello zaino. Allora, noi dobbiamo andare sul Pits of the Mountain. Qui sopra là a 1000 metri. Allora, vediamo se troviamo qualche altro pacco per lui, eccolo qua. Almeno così facciamo un carico ricco e ci facciamo un sacco di punti. Lo Sam. Keep it up, Sam. Andiamo normale perché già abbiamo quasi finito la batteria. Allora. Ok, in live dovrebbe vedersi tutto correttamente. Facciamo giusto un'occhiatina. Sì, ok. 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 Allora, vai Sam. Campioni audio, Giovacco. Ok. The weapons they were wielding were impressive, and the brigands themselves were a tough, imposing Antico bunch. lettore You musicale. know, Sam, you can have me scout ahead if it would make your life easier. Just Ok, follow me Dolmen, non through ti the middle of preoccupare. their camp, and I can give you a better picture of what to expect. It's not very sophisticated, but it works. Just promise you won't throw me anywhere weird. Ok, fermo. Allora. Facciamo pure questo. Sayonara. Gen Oshino. Dai, dammi il lettore musicale per piacere.
Ok, Sam, senza consumare la batteria, poi vediamo di farcene al limite uno nuovo, ci sarà comunque una base, o ce la facciamo noi per caricarci. Campioni audio catrame, ok. Anyway, we're almost at our destination. Let's keep moving. Ok. Vai Sam, vai che siamo arrivati, vai. Musicista è lì. Poi dopo penseremo a come scendere e dove andare. Nel frattempo godiamoci il fatto che siamo arrivati fino qua. Ah, so that's the place, huh? In giro. Ok. Il musicista. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to... Allora, sì, dagli tutto. Sai che qua sono un bel po' di monti. Hold on. You're with Drawbridge, am I right? Hope the brigands weren't too much trouble. Oh, you look okay. Glad you can make it. All right. Let's take a look at this cargo of yours. Ok, ci sta. Nothing seems to be out of place here. We're all good. Ci sta, ha Wait, preso just how bot. many orders did you do? You're a porter machine. I'll definitely have more work for you if you quasi. want it. I've been waiting a long time for this. Okay, use your Cupid to hook me up. Ok, collegato. Ok, un altro pezzettino fatto. Ok, dobbiamo vedere di connettere il soldato isolato. Ma ci occupiamo di ottimizzare la zona dietro. Il fucile a pompa, ottimo, così per gli scontri a distanza ravvicinato va benissimo. Now displaying your current porter grade. Ok, allora adesso This is really something. I'm part of the chiral network, which means everyone can finally listen to my songs. And with the music player, you'll be able to set the mood for your adventures. And just like that, the world's gotten so sì, much bigger. grazie. Yeah, looks like my weapon data has been shared with everyone too. So about the recording you brought me, it almost sounds like a whale song.
Ma But le there's abbiamo viste in something cielo le off. balene, le abbiamo I'll need pure more time to abbattute. figure it out. Anyway, I'll send you updates via the SSS. Yeah, I got it from a friend who knows all about weapons. This is way back in the day, when I was traveling in search of new music. Well, he said I'd need to protect myself, taught me how to use it and everything. But I never did in the end. Just as well, I'm better with instruments, you know? Apparently this shines when you break it out at close range. Incorporates the latest tech as well, so it ought to pack one hell of a punch. In an ideal world, we wouldn't ever need stuff like this. But I bet it's a necessary evil for you. Do what you gotta. That Tarman's the one who recorded it. Said he heard it while he was out tar fishing. Have a listen. Call me Veramente crazy, strano. but we might be dealing with something like a whale. Another interesting thing to note, creatures that hear this song make an effort to avoid the source. There's not much else I can say with confidence. However, give me some time to analyze it, and I might get you some answers. Yep, I can really immerse myself in my work here. Sadly, all the music I've made never gets heard by anyone else. Still, that's about to change. Because of that update I pushed you earlier, the new music player function, remember? In it, you'll find a sample of my work. When you've got the time, be it on the job or relaxing somewhere, why don't you take a listen? Gotta get going, huh? Well, hey, thank you for the help. You know, I've been wondering how those brigands got their hands on that disruptor thing. Ma I'm c'è just saying, qualcuno they dietro. certainly don't have the know-how to build one. It's kind of worrying. Oh yeah, I had another favor I wanted to ask, if that's cool. I lost some cargo near and dear to my heart, even though I tried my best to keep Ok, it se è qui safe. vicino, te lo I've andiamo pure un tracked it attimo to a this prendere dangerous qui. place. Too dangerous for someone like me. The request's open to anyone willing to accept, but something tells me you'll deliver. Get it? Anyway, if this kind of works up your alley, then take a look at my suborder. Thank you so much, Sam. I have high hopes for his work, but I suppose we'll have to wait and see what comes of it. As for that strange device, it seems that its effect on the tar currents blocked all chiral communications. So I think it's only fair that we call it a chiral jammer. Se sono Anyway, presenti nella while zona, the la currents in the connessione è area have settled interrotta. down somewhat, we've received a number of troubling new reports. For one, a tar eruption was recorded in the direct vicinity of Eccola. West Fort Knott. A group of figures clad in red and a large unidentified black mass were observed just prior to this eruption as well. Needless to say, the anomalous tar current activity near West Fort Knott may be related to these events, so we can't afford to ignore them and proceed with network expansion. We've got no choice but to investigate and address any cause that may be present on site. The corresponding main order has been added to this delivery terminal. I've got a feeling a difficult fight might be ahead of you, Sam. I strongly advise you to prepare accordingly. Ok, là si combatte. Ok, va bene. Order complete. Well done. Allora. Quindi dove ce l'hai messo il lettore musicale? Eccolo qua. Available for use. Ok. Ok, c'è possibilità di creare anche la playlist, già c'è una bella selezione di canzoni. Ok, poi qui mi ci devo mettere un attimino con calma. Allora, ordini principali è questo qua. E qui si combatte. Carico delicato. Ok, penso che con qualche corda è soltanto uno. Ok. Commencing route creation. Delivery route finalized. Allora, facciamo uno di questi. Facciamo 3 di questi.
Prendiamoci un attimo sti cosi. Take care, Sam. Minchia, è laggiù. Porca la puttana. Allora, la corda già è qui, quindi iniziamo a prendere questa qua. Andiamo di prendere anche gli altri pacchi. Vai Sam. Ok. Allora. No, aspetta, a parte che c'è un altro chiodo qua che può servire. No, fermo Sam. 200 metalli. Prendo con mucho gusto. Dovremmo riuscire ad andarci di qua. Anche se è troppo ripido. Ok, fatto. Ok, a Looks like posto. you have what was requested. All that remains now is to drop it off. Allora, di qua ma dobbiamo stare attenti a tornare indietro, che se cadiamo giù è finita. Ok. Ma il problema... Oh, una scala, ottimo. Mi sa che la scala non è stata una buona idea. Che di qua non possiamo andare da nessuna parte. Allora, mo con molta calma, Sam, ti giri. Ti giri. No, riprendiamo la scala e scendiamo giù. La scala no. Guarda, ti metto un mi piace. Che mi è apparsa all'improvviso, ma non so in che modo può essermi utile nel modo in cui salgo io. Se non è troppo ripido, si consuma merda, giustamente. Allora aspetta. Qua. Allora, prendi questo. Vai di qua che è un pochino più pianeggiante. Piano. Ok. Dobbiamo ritornare di là. Try not to Esatto, siamo ancora all'inizio del secondo qua. Ok, vai. Perde meno stamina ma va molto più lento. Ok, vabbè. Ok. Siamo messi bene anche con la stamina, quindi va bene così. Ok, arrivati alla corda lì. Vai Sam. Ok Sam, ci siamo quasi. Allora Sam, la corda l'avevamo lasciata qui. Però prima che tu sali con la corda, fai sorsino d'acqua che ti serve forza.
Ok, vai Sam. Vai Sam, piano piano. 1, 2, ok. Vai, ci sei quasi. Vai Sam. Bravissimo Sam. Lascia la corda qua. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Allora. Ci possiamo dare anche le provviste ai ragazzi qua. Ok. Fatto. Una missione completata. A posto. Dacci altri bonus. Hey, Sam, I've been waiting for you. Decided to take on that order, huh? Okay, I'll check out the cargo then. Ok, ce ne facciamo un altro retto. I Ok, can see you took ottimo. extra care with this. Thank you. Altra musica, ok. Polytop. You're always there just Quello when è I per need aver you. completato la quest e Allow me to questo è express my il gratitude with this data. fucile a pompa disponibile si risponde alla luce. Ok, questa è una versione potenziata del fucile. Altra canzone, va benissimo. Do you have enough materials? Ottimo, Why don't I questo mo ci può servire. You are incredible. And with talents like those, you might even catch their eye. The Tarlake twins, that is. I went and shared another music sample with you, by the way. If you can, I would love it if you had a listen. Chi sono mostri gemelli? That's right, or so I've heard. They live on the edge of a tar lake to explore the limits of what a human being can handle. Only interested in meeting exceptional folks capable of pushing said limits. Vabbè, altri personaggi che dovremmo Nobody conoscere. has come along that fits the bill. Makes for an interesting story, huh? Which has me wondering, what kind of person would be good enough? Noi. Yeah, got it from a kindred spirit in the UCA. Stuff that'll hit you right in the Kandha. A classic tune. When you head back to your room, have a listen. For real, you'll be hooked. Again, Ok, thank ciao you caro. so much, Fammi Sam. dell'altra It's missione weird, che though. c'avevi. How did something I know I'd stored safely end up in a place like that? Anyway, you might want to keep an eye on your own stuff. Take care, and please come back soon. Ok. Allora, e la prima è fatta. Poi, vediamo un po' cos'altro avevi. Consegni il disco contenente Weekend Zombies. E dobbiamo tornare proprio indietro, quindi va benissimo. Allora, ci possiamo fare non da qui ma da fuori. Questo ce lo portiamo. Allora, intanto il carico va un attimo sistemato. Allora, facciamo ok, allora iniziamo a mettere questi no perché ce li dobbiamo tenere. Mettiamo tutto nell'armadietto privato. Ok, allora vediamoci un attimo così, prepariamoci prima di tutto l'itinerario per capire un attimino se c'è qualche altra stazione che possiamo fare. Allora, da qui, eccolo qua. Ok, e manca anche poco, 240 ce li abbiamo, 400 li possiamo prendere e 160 di ceramica.
Ok, aspetta. Allora, noi da qui ce ne scendiamo. Ce ne scendiamo da qui. Ci facciamo tutta la strada qui che abbiamo fatto prima. Ce ne andiamo un pochino più larghi. Ci dovremmo stare tranquilli. Ce ne andiamo da dietro. Zona di CA. Vabbè, frega cazzi, tanto andiamo a colpo sicuro. Da qui noi facciamo l'autostrada, ci mettiamo sull'autostrada e torniamo qui. Ci sono 3 pericoli, ma va bene. Allora, dobbiamo prenderci 400 metalli e 160 ceramica. Ok. Sì. 200 metalli e già sono qui. Questi già ce li mettiamo nello zaino. Poi dietro di nostro ci portiamo. Allora, sta roba qui la regaliamo tutta. Questi 2 ce li portiamo, uno di questo ce lo portiamo, ci portiamo anche le resine per le diamo alle zone più grosse per potenziarci le strutture lì intorno. Poi torniamo indietro. Thank you for your cooperation. All Questo lo contributions are prendete voi. welcome. Questi per chi sono? Il comandante solitario e l'osservatore. Allora, questi ce li prendiamo noi in carico. A sto punto andiamo noi. Il problema è che ci servono altri 200 metalli e 140 160 di ceramica, mi sembra. Ok, torniamo per sicurezza. Allora, ci dobbiamo un attimino regolare. Allora, troppa roba no. (160), ok. Allora, no, c'è il comando qui veloce. Questo al momento lo dobbiamo posare. Ok, dobbiamo andare così, senza un'arma, senza niente, ma va bene così. Poi facciamo così. Dovrebbe vederlo visto che è a terra. Le resine prenditele qua così stiamo a posto. Ce la facciamo a farci giusto un fucile d'assalto? Metti già sulla rastrelliera, a posto così. Allora, a questo punto noi dobbiamo scaricare un attimo lo zaino. Lo fissiamo un attimo per sicurezza. Ok, l'importante è completare almeno l'autostrada. Vediamo se riusciamo a prendere qualche altra cosa. Ok. Caricatore, grazie. Gentilissimo. Ok, allora, Sam.
Noi dobbiamo andare di qua. Abbiamo fatto una deviazione, ma va bene. Che cos'è qua? Cos'è sto? Ah, è un cartello, ho detto che cazzo è, ma qui... Vai sempre, tanto là comunque ci liberiamo di un bel po' di peso. No, questo non lo possiamo assolutamente portare. Ok. Ok, è pieno di cristalli chirali qui. Poi Regen, allora mo sto facendo una missione un bel po' difficile. Ho sbloccato 2 zone nuove passando i briganti. C'è una nuova stazione dell'autostrada che posso fare. Mi sono caricato di tutti i materiali e sto andando a farla. Sei arrivato giusto in tempo. Tutto bene? Dovrebbe essere una zona tranquilla, ma è la prima volta mo che vengo qui, quindi non so. Sono riuscito a trovare 2 orette libere finendo di lavorare prima. Ho detto aspetta Kojima, ti devo fare le autostrade perché sennò ci sono problemi. Abbastanza bene, il lavoro procede. Siamo arrivati ad una sorta di punto fermo dove dobbiamo aspettare domani per forza con alcune cose. Il grosso l'abbiamo fatto. Domani terminiamo tutto e se va domani in un certo modo, già nei prossimi giorni vi comunico quando faccio la live e vi annuncio dove e quando e come è aperto il negozio. Ce la stiamo facendo. Il tunnel finalmente sta arrivando alla fine. Me lo sogno pure di notte il negozio chiuso. Me lo vorrei sognare un pochino aperto e sistemato nel modo in cui stiamo progettando e organizzando il tutto. Ok, dai. Allora, ho fatto la deviazione giusto sulla roccia. A posto. Allora, un po' di criptobionti, perché no? Visto che non ne abbiamo presi neanche un pochino e questi possono curarci un pochino. Sbagliato pulsante, scusate. È il triangolo, il pulsante azione. Allora, io l'accampamento, avendolo fatto fuori... Allora, noi già abbiamo visto e una parte questa qui è già presente tra le cose che inseriremo. Poi vi spiegheremo pure le raccomandazioni per i prezzi e cose varie e il perché troverete i prezzi adesso in un certo modo. Noi stiamo cercando di metterli al meno possibile, ma vi spieghiamo per bene, giusto in 2 minuti, senza perdere tempo, come siamo messi, perché si è arrivati a quel prezzo lì e quali sono le speranze e le possibilità per il futuro. Quindi io proprio in questi giorni mi metto, vedo quello che c'è già di disponibile per come è possibile preordinarlo, ordinarlo e averlo facilmente, pure per quanto riguarda i videogiochi, ma situazioni migliori conviene aspettare un pochino perché stiamo sistemando l'accordo con l'altro fornitore. Quindi noi cerchiamo di fare sempre al meglio per quanto riguarda il tutto. Vedi se ti conviene, altrimenti aspetta, senza fretta. Meno che non l'hai rotto a metà e proprio non si muove in nessun modo. Ok, dai, il viaggio è stato tranquillo, mi segnalava un pericolo, ma forse erano le rocce qui. I briganti non ci sono più e mi potrei fottere un bel po' di cose da loro. Pad quale? Fammi capire pure così io mi concentro di più per vedere dove tra i vari fornitori al momento mi è possibile metterlo al meglio. Sta scappando la cuffietta.
Allora, eccola là. Dai, Sam, vai. Vai. Le torri di guardia da remoto. Aspetta. Uno qualsiasi da attaccare al PC. Allora il consiglio che ti do io, proprio che lo fai una volta e ti togli i problemi per sempre e negli anni, punta ad un originale Microsoft, quello per Xbox. C'è la piena e totale compatibilità con Windows, qualunque cosa ti serve da giocare col pad, tu accendi il pad e giochi. Con i compatibili si riesce a fare tutto, ma ognuno ha il suo cazzo di problema. A volte perdi più tempo per far riconoscere il tutto che giocare tranquillamente. Aglia. Sam, con calma. Sam, con calma. Con calma. No, credimi, io ho fatto sta mossa tanti anni fa. Io mo il pad anche io me lo devo cambiare paradossalmente, perché i grilletti non funzionano più, ci sono dei problemi con le levette. Però guarda, io ce l'ho da un bel po' di tempo, sono anni che ce l'ho. Ne ho comprato uno, qualunque cosa volessi giocare al PC tramite Steam o altro, al 99% carica tutto tranquillamente. Steam addirittura ti adatta il sistema in base al controller, quindi vai meglio. Davvero, c'è il pad, c'hai 10 minuti per farti una partita, tu prendi, accendi, si collega, riconosce tutto in automatico e non c'è problemi. Con i compatibili, con alcuni la compatibilità è alta, con altri ci sono un pochettino di problemi in più, ma la soluzione migliore è che l'ho provata pure io. Credimi, compri il pad dell'Xbox, spendi un pochino di più, te lo tieni lì bello sistemato, quando vuoi giocare lo accendi, lo spegni, ti metti vicino. Guarda, aspetta, ti faccio vedere. Tu lo prendi, compri una cosa come questa, 2 serie di batterie ricaricabili con la basetta per ricaricarle e tenerle sempre attive. Ti regoli con i tuoi orari di gioco, ti regoli con le tue cose, uno lo tieni sotto carica e te lo fai caricare e utilizzo l'altro. Durano un bel po', a me sta scendendo il livello di durata, che comunque è da anni che li sto utilizzando. Tu quando vuoi giocare giochi tranquillo e non c'è rottura di coglioni, pagando poco, perché il kit delle batterie io lo comprai a neanche 20 euro mi sembra. Sto facendo una postazione con GeForce Now in sala di... No, allora punta sul pad originale, credimi. Smart TV, per i portatili, per Windows. Ti prendi uno di quelli, lo attacchi a tutto facilmente e giochi senza problemi. Poi ti ho detto, ci sono quelli compatibili. Mo o ti fai una ricerca e ti metti a capire quale pad compatibile può essere migliore per te, però ci perdi un bel po' di tempo per risparmiare alla fine 20-30 euro, che comunque sono 20-30 euro. Raga, pad Xbox, avvio, riconoscimento con Windows fatto, non ti serve niente più. Ci sono pure vari colori, te lo fai del colore che vuoi, puoi andare sul sito Microsoft, c'è il lab, se te lo puoi fare anche con un sorta di crea il tuo pad con colori e cose che puoi mettere in un certo modo, quindi ti puoi fare un bel pad personalizzato, te lo prendi, te lo fai, te lo curi non facendolo cadere a terra e quant'altro. Guarda, come diciamo a Napoli, sta in da pace via, Ro. Generator. I wouldn't want to be near that if it released its charge. Ok, sì, ci sono ancora i default kill. Allora, visto che siamo qua, ci conviene prendere il pacco per il comandante. Ci lo andiamo a trovare e cresciamo i punti con lui e ce lo completiamo. Mi permetto di darti questi consigli perché a me quando devo giocare deve esserci la comodità, penso hai capito un pochino come ragiono.
Quindi non devo stare là a pensare c'ho la batteria, non c'ho la batteria e il pad me lo riconosce, il pad non me lo riconosce. Mi è capitato con amici di dover giocare e fare cose in momenti in cui avevo un solo tentativo per farmi una partitina dopo giornate di studio o di lavoro. Qua Regen, madonna mica sì. O il pad non prendeva il gioco nuovo o qualche cosa aveva corrotto tutto, madonna mia. Tu qua lo colleghi, te lo fai partire e via verso nuovi orizzonti. Ok, sono tornati pure loro qua. No, dai, se siete tornati qua, no. Dai. Ah, no, ok. Ok. Allora. C'è qualcosa per la base del governo. E abbiamo il pacco qui per il soldato. Allora. Intanto ci completiamo questa qua. Sì, anche perché ho giusto quelle 2 orette e se me lo guasto per 20 euro. No, ma allora, non che voglio screditare i pad compatibili, attenzione, ne ho avuti un casino e sono buoni. Però io, lo sai, no, sto tendendo al vecchio e all'anziano, quindi al comodo. Basta, ho fatto la mia vita in cui ho provato i pad, le varie combinazioni. Sì, funzionano. Però mo c'ho il pad, voglio giocare, voglio fare una partitina, lo accendo, devo collegare e deve stare tutto tranquillo. Massima compatibilità. Se ci sono dei piccoli problemini li accetto. Ho trovato sta soluzione qua per chi usa Windows, Smart TV o quant'altro. Il pad Xbox o in alcuni casi anche il pad della Play è buono. Diciamo che l'accoppiata perfetta. Allora, se proprio vuoi il consiglio supremo, se tu hai un PC Windows e devi giocare la maggior parte di cose con Steam, io opterei più alla combo DualSense giocare con Windows. Alcuni titoli che stanno uscendo anche su Steam hanno la compatibilità per i grilletti adattivi come su PS5. Quindi per alcuni titoli tu hai lo stesso effetto che hai sulla PlayStation 5 in maniera del tutto tranquilla. Ed è anche un pochino più immersivo. Poi dipende da cosa devi giocare. Se vuoi la compatibilità totale, il pad, il DualSense, scusa, tramite Steam riesce a funzionare praticamente su tutto. Puoi avere qualche problemino di incompatibilità e ci devi perdere un pochettino di tempo in più, però per me, per gusti personali, è più comodo il DualSense. Si vede che l'hai usato tanto e giustamente si è consumato, però l'importante è che l'hai pagato il giusto, cioè non è che l'hai pagato 40 euro e che è durato 2 giorni. La cosa importante è quella. Sì, fammi riposare. Sì, fammi riposare. Sì, ci ha dato l'accesso al rifugio. Grazie. Grazie mille. Ok, ottimo. Allora. Ora, per ottimizzare un pochino il tutto. Se avuto la play sarebbe perfetto se va su Steam. Vatti a leggere informazioni per lo più sui titoli che giochi tu. Ma ti ho detto Steam soprattutto, configurando il pad per bene nelle impostazioni soprattutto della Steam in modalità Big Picture, ti fa traduttore tra il pad riconoscendolo proprio come DualSense, te lo abilita correttamente nei giochi dove è supportato nelle versioni PC DualSense e nei titoli dove è previsto l'uso dei grilletti adattivi, ci sono elenchi, puoi vedere tranquillamente su internet, c'è pure l'effetto come da PS5. Allora, da te vediamo dopo. Base del governo più l'altro va benissimo. Allora, a sto punto. Sam, autostrada fino a qui. Ci serve solo un cazzo di mezzo e siamo a posto. E poi da qua ci ricalcoliamo un attimino il tutto. Allora, tu vieni qua.
Aggiornamenti li mettiamo dopo. Order accepted. Thank you. Allora, mo te lo dico perché ci stai giocando, ma pure in ottica che ti trovi quei 5 minuti e ti vuoi fare le giornaliere a persona 5x, no? Metti Steam in modalità Pick Picture, lo apri, avvii, entri nel profilo, accendi il pad, tutto riconosciuto, vai, giochi col pad, quando hai finito spegni, a posto, senza casini, senza problemi. Da te dobbiamo venire dopo. C'hai qualcosa nell'armadietto condiviso? C'è qualcosina, aspetta un attimo. Questa ce la prendiamo in carico noi. Questa ce la prendiamo in carico noi. Anche questa. Anche questa. Anche questa. E anche questa qua. Allora, stiamoci a prendere tutto sto carico e ci facciamo un fottio di punti. Mo che andiamo dall'altro lato. Uno spray per recuperare, per riparare le casse, scusatemi. Ok. Allora, fermo, posa l'arma. Allora, io ho fatto fare una tirata stamattina, c'erano le mie due nipoti. Ho detto dai, portate fortuna zio, fategli aprire un bel pacchetto che avevo accumulato un pochino di risorse. Mi hanno fatto uscire un altro bel Morgana che sta crescendo per bene ed è un ottimo healer. Ma io ti confermo, perché ho visto la notizia ufficiale per alcune notizie che sono uscite, uno dei prossimi personaggi che arriveranno a breve, penso tra 1 a 2 settimane al massimo, non ho capito le date, arriva proprio la dottoressa, l'infermiera, l'healer con tutta la scritta healer maiuscolo. Quello è un banner in cui ci si deve impegnare in base a quello che si ha ancora da fare nel gioco e quello che aggiungeranno nell'aggiornamento. Regen, quel personaggio è da prendere. Una stella va bene, poi verranno aggiunti nel gioco modi per ottenere altri personaggi. Si ottengono i personaggi 5 stelle piano piano, però quando uscirà la dottoressa, quello va preso subito. Morgana fatta salire ai livelli alti. Pure io mo sto facendo fight un bel po' avanzato, ho quasi completato tutto quello che c'è nell'1.0 sotto un certo punto di vista. Mi sta facendo belle cure. Ok, così ci completiamo anche la secondaria qui. Noi dovremmo vedere di tornare nel portale e ordinare le cose dall'altro lato. Ok. Vediamo se pure qui qualcuno ha messo qualche pacchetto da consegnare. Facciamo un giro grosso. Ci prendiamo un fottio di punti. E potenziamo tutti tranquillamente. Allora. Divido il carico. Comandante solitario. Tranquillamente. Anche. Sì, vai, vai. Ok, vai Sam. Comunque mi hanno aperto un pacchettino, mi sono usciti 3 personaggi. Ho preso pure l'arma 5 stelle di gioco. Diciamo che io ogni cambio banner cerco sempre di puntare ad avere almeno il personaggio che mi esce una volta, e carte arcobaleno me le conservo per altre cose. E se riesco, senza sprecare tante monete, anche l'arma 5 stelle. Diciamo che sono riuscito a prenderne un bel po'. Io poi, se volete, una sera vi apro tranquillamente davanti il salvataggio della versione cinese e vi faccio vedere io a che punto sono arrivato. Solo che vedrete personaggi e cose. Allora, vengono aggiunti più avanti altri personaggi, altre parti di storia. Regen, madonna mia.
Io mi sono fatto tutta la parte del secondo palazzo con l'introduzione del secondo personaggio per, diciamo, struttura della traduzione, per come funzionava all'epoca il tutto. Non si riferivano a lui con il suo nome, ma veniva chiamato nei dialoghi lo studente ghanese. Quindi la trama dal mio punto di vista era persone esterne alla scuola che ce l'avevano con questo personaggio solo perché era ghanese, quando in realtà poi, leggendo con calma e capendo il senso di tutto il blocco dei dialoghi, in realtà la storia era ben altra. Quindi era una storia toccante dove io, per come venivano impostate le frasi, morivo da ridere. Frase concitante, momento clou, perché è colpa dello studente ghanese. Ma perché? Che c'è? Che t'ha fatto lui che è buono? Cioè, lui gli dai il ramen, gli fai mangiare, va benissimo così. Ma i dialoghi che ho visto fortunatamente sono fatti molto bene. Proprio il gioco che è stato tradotto è passato davvero in maniera wow. E mo piano piano si rifanno tutti gli eventi e le cose che io in parte già ho giocato, però poi si arriverà ad un certo punto dove non saprò niente manco io, ma ho detto credo terranno il sistema di aggiornamenti simile alla versione cinese, quindi ogni 2-3 settimane qualcosa da fare nuovo, giorni dove si gioca tanto, giorni dove si provano le nuove modalità. Io il day one di tutte le nuove modalità, la sera faccio la live alle 8:30, se la conosco vi spiego i trucchetti per guadagnare il massimo, mi fate tutte le domande che volete, così senza che perdete tempo a capirla. Ve la spiego un attimino io senza che vi mettete lì a capire, vi seguite la storia, ve la godete, che ci sono pure nuove cutscene e quant'altro. Si prendono tutti i bonus e via. L'importante è continuare a fare le missioni giornaliere. Quelle ci vogliono davvero, ma neanche 10 minuti a farle. Sembra non far toccare i pacchi. Allora, prendi tutto. Pasquale. Io continuerò ad usare la parola che mi ha dato mia nipote oggi, capibara, che con capibara mi è uscito un 5 stelle, quindi io la butterò in mezzo ogni tanto. Dai, dacci un altro bonus. Ok. Now that's a sight for sore eyes. Thank you. I wasn't expecting you to make this delivery as well. Thanks, mate. Ok. I'd say it's about time I gave you this. Contenitore per munizioni grande. Ottimo. Ottimo. Quindi c'è l'aggiornamento. We've designated more materials for your use. Materiale, ok. Vediamo pure se possiamo costruire qualcosa di qua. Abbiamo aiutato Spider-Man così all'improvviso, ma va bene anche questo. Va bene anche questo. With your help, we were able to improve the design of the spare ammo container and create a Okay. version with a much bigger capacity. That's not an overstatement. It'll let you carry a lot more ammunition. That way, you don't have to bring so many weapons and can rely on just a few favorites. That sounds good to you? Sì, Give it a try. una toccatina allo zaino, tra un paio di potenziamenti, ci dobbiamo rifare un pochettino tutta la situazione. Allora, tu mo che missioni c'hai? E questa la possiamo fare al ritorno. Ok, condividi carico, comandante, tutto al comandante, ottimo, quindi questi ce li portiamo. Un altro spray ce lo portiamo. Ok, allora ora noi dobbiamo ricalibrarci un attimino il percorso, e quindi dobbiamo andare da qui dove siamo semplicemente diritto di qua. Ok, allora guarda,
allo stato attuale, per quello che c'è nel gioco, visto che si riescono a completare, allora guarda, te lo dico tranquillamente, nell'ACN tutti i personaggi da 1 a 4 stelle ce li ho tutti maxati e a piena potenza, o da 1 a 3 o da 1 a 4 devo controllare. Quindi per il momento, anche se prendi doppioni e cose varie, va bene, che questi qua una volta completati, quando poi ti riescono in futuro, non prendi più 6 gemme, ma ne prendi un bel po'. E io mi sono messo a vedere con la funzione per scambiare le gemme nella sezione per le pullate, se conviene il cambio che ho visto. Nella CN mi faceva cambiare direttamente le carte e qui puoi scambiare 10 di queste monete con 100 cristalli. Ho provato a giocare un pochino a modo mio e vedere se riuscivo a fare le cose in una certa ottica. Primo tentativo è andato bene, ma me lo studio per un'altra settimana, che così ve lo faccio vedere per bene come facevo io le pullatine e come mi comportavo io all'arrivo di un nuovo banner, che così si riescono a fare altre pullate, soggettoni per i persona e per il discorso che ci facemmo ieri li puoi continuare a potenziare. Fai concatenare 2-3 cose in un certo modo e ti prendi un sacco di punti, fai un sacco di pullate e riesci a prendere i personaggi più facilmente. Infatti pure io sto andando un pochino di manica larga con le pullate rispetto a quello che prendo, perché ne sto facendo, oddio, negli ultimi giorni alla fine ne ho fatte una, 2 al giorno, però quelle dorate, non quelle arcobaleno. Allora, Sems, aspetta. Sems. Who needs all this crap anyway? Sam, ci siamo un attimo persi. Lui è di lì. Perché noi stiamo andando sul pizzo di montagna sbagliato? Che quello era per la base del governo. Oh, Sam, aspetta. No, Sam. Allora, guarda. Vedi l'acqua? Grappati. Vediamo se possiamo scendere di qua piano piano. Ecco qua. Ok, vai Sam. Avevo visto una corda, mi sembrava. Brutti suoni. Suoni molto brutti. Come on, Sammy boy. Right. Vai Sammy boy, vai che ce la fai. Ok. Adesso non posso né scendere né salire. Né scendere e né salire. Ma allora qui serve una mossa molto audace. Scendiamo di qua. Risaliamo da quest'altro lato. E ci rientriamo da dentro. Oh, Sam. Vai, Sam. Get it done. Vai. Vai. Attenzione. Ok, a posto. Piano. Spruttatina? No, i pacchi sono in perfetto stato. Sam, fermati. Ok. Di qua.
Allora, dov'è R2? Più o meno con i livelli generali come sei messo? Cioè a che livello massimo sei arrivato con i personaggi e così via? Don't be afraid. Dai che ci siamo. C'è anche un altro pacchetto più vicino, ottimo. Lì dovrebbe... Ok, sì, è pure sulla strada sua, a posto. Oh no, la cronopioggia. Sam, vai. Pericoloso, tutti al 30, ok. Cerca già di far salire pure gli altri e tenere la squadra un po' omogenea, perché più vai avanti più ci vorranno varie combinazioni diverse, soprattutto per gli elementi. Tieniti pronto un pochino per tutte le occasioni. Vai. Sam, prendi questo. Sam. Ok. Dai che famo il botto qua. Ok, grazie. Comunque i paesaggi del 2 devo dire molto belli. No, a livello estetico e visivo a me piace fare questo, non riesco a farlo nella vita vera tra lavoro e cose varie, ma quando ho la possibilità mi piace fare passeggiate non proprio così. E per i paesaggi è quello che vedi in questo gioco, è quello che c'è da fare. Oh, a me mi diverte. Io mi sto rilassando così. Però quando parli a qualcuno di sto gioco, per alcuni ok, ma per altri manco gli avessi nominato la merda. Non ti piace, non ci gioca, appunto. Non è che perché non piace a te deve piacere a nessuno. Posa tutti i punti. Posa i punti. Posa. Ok. Ah, pistola tranquillante SL, ok. Ideale per le operazioni furtive, ok. Quindi tu hai fatto diventare Death Stranding da un lato, Metal Gear hai preso, giusto che Kojima è roba tua, puoi farci quello che vuoi. E l'hai messo anche qui dentro qua. Questo è un pochino tutta la situazione come era Metal Gear Solid 4, mettiamola così unito a Death Stranding 1, tutto in un unico pacchetto, con tante ore da giocare. Va bene, va bene. Ok, sto titolo ne vale, se continua ancora, un bel po' di ore, ma minchia, stiamo giocando da giorni e ho fatto il 10%. Porca la miseria. I've shared a schematic for a new weapon with you, a silenced handgun. It's chambered for tranquilizer rounds. Pop someone in the noggin and they'll Stavo per dire, mettimi una bandana nel gioco, ma c'è Marinelli. Marinelli noi non l'abbiamo ancora visto neanche. Sappiamo che c'è nel gioco, ma non abbiamo neanche visto il personaggio. Sneaking, sì, sì, sì. Ok, mo cerco un attimo di capire così stacco per andare a mangiare. Poi riprendo un pochettino con lui. Stacchiamo per le 9:30, 9:20 con un po' di persona. Aspettiamo il Jammox e vediamo. Pensavo di continuare la storia horror così da portarla avanti, visto che non dovrebbe durare tantissimo. E visto che comunque non vorrei fare come gli altri giorni che ci dimentichiamo i comandi e quant'altro e facciamo morire i personaggi come delle merde. Allora, Sams, vediamo un attimo lui se c'ha qualche missione. Non c'hai un cazzo di missione.
loro non c'hanno niente. Mi conviene vedere tutti i pacchi che ci sono qua in giro per te, se ci sono. You're a tough luck, Sam. Ah, aspetta, vediamo se c'è qualche missione, qualche richiesta d'aiuto. Aspetta. Vedi? Pianta un chiodo per le arrampicate. Ok. Queste sono nell'altra parte e dobbiamo vedere di tornare di là per farle. Anzi, ma facciamo proprio così. Allora. Mettiamo un indicatore qui. Gliela facciamo. Nel frattempo vediamo se troviamo qualcosa. Ne abbiamo già 3. Ok. Sì, penso pure io che a breve questo devo andare a fare, reghe no. Dai, buon appetito, ci becchiamo dopo se ci sei. Allora. Ok. Dobbiamo controllare tutti i messaggi e tutte le cose fatte. Base del governo. No. Brutta situazione. Brutto problema questo. Molto brutto problema. Sì, molto brutto problema. There's a BT nearby. Noi dobbiamo soltanto mettere il chiodo per le arrampicate e ce ne dobbiamo andare. No, lui sta là per i cazzi su e noi siamo qua per i cazzi nostri. No, che se no, ehi, guardati là. Ma ci ha visto. Tutto a posto. Allora, la missione dov'è? Di qua, ok. Tanto era solo quello. Un attimo che Kojima te lo mette a quel servizio. Allora, scendiamo di qua. Ok, vai Sam. Visto il rosso pensavo erano gli occhi di un nemico. Mortacci sua. Vai Sam, tieniti. Allora, visto che ne abbiamo 3. Mettiamo uno qua. Ok, calati. Ok. Qui facciamo quello per la missione. Ok. A questo punto noi da qui iniziamo a scendere di qua. Vai Sam. Vai Sam. Mamma che giornata di merda. Ok, qui c'è un percorso. Vediamo se c'è qualcosa per la base del governo.
Quindi allora, dovrebbe essere da queste parti qua. No, è di qua. Ok. Vai Sam. La base è qui, ma noi dobbiamo prendere pure questo. Via. Vai. Mamma che giornate di merda. Ok. Allora. Quindi di questi qua dovresti anche essere salito di livello. Ok, very good. Braving the time orders to get us our delivery, eh? Sì, Thank you, sir. mortacci sua. Venuta giù pure bella pesante. We're giving up all hope of ever seeing this. I'm so glad he managed to bring it in. Now displaying your current porter grade. Always feel bad having people trudge through the rain. Here's hoping it clears up soon. Commencing route create delivery route file. Ok, difatti ero dimenticato di smutarlo a postissimo. Allora, dai, un giorno ce la farò. No. Vai Sam. Ok Sam, abbiamo avuto culo. Ok, ottimo.
Mi sono poi dimenticato di prendere quello là, però va bene. Sam, non esagerare. Fermati qua. Ok, zona di scarico. Ok, missione completata. Still slaving away at this hour, I say. I'll process your orders as quick as I can, okay? I certainly can. Ottimo. You are one hell of a porter. Esoscheletro da battaglia livello 2. Ok. L'efficienza della batteria superiore. Ottimo, ottimo, ottimo. Altri punti. Materiali, ok. This is a schematic for an enhanced battle skeleton. As you'll see, damage reduction has been improved along with battery efficiency. And when you carry it as cargo, it even occupies less space than before. Its increased power output also allows you to shift loads with greater ease than ever. With all those benefits, you're bound to be a fan. Ma di fatto ce lo mettiamo Research into subito. other technologies continues. With your help, we can accomplish even more. Take care of yourself. Ok. Thank you very grazie. Allora, facciamo in questo modo qua. Facciamo il pieno di cristalli chirati. Poi, se questi li posiamo, e anche questi qua, te li diamo a te. Questo è pieno. Uno ce lo portiamo. Uno lo regaliamo. Questi qua ancora in buone condizioni. Ok, allora questi qua ci facciamo recuperare. Poi noi ci facciamo no, a questo punto dobbiamo fare anche così, aspetta, scarponi ed esoscheletro li ricicliamo e ce li facciamo nuovi. Allora, esoscheletro da battaglia di livello 2 e gli scarponi da trekking 2, uno lo mettiamo alla cintura e via. Allora, uno lo indossiamo, uno lo agganciamo alla tuta, no? Clip stivale, esoscheletro, equipaggia. Ok, già bello sistemato e bello pronto. Allora, e questa l'abbiamo fatta, già siamo un attimino ottimizzati per questa. Allora, situazione delle autostrade. Tanto mi chiudo la sigaretta, devo capire i prossimi passi, visto che io un piano ce l'avrei. Solo che devo vedere quanto è compatibile con quello che ho in mente di fare. Allora, le autostrade, questa arriva qui. Allora, o non si è ancora sbloccato. Ah no, eccolo, no, questo arriva fino alla miniera, ok, è quello là che già avevamo visto. Ma vediamo in entrambe le direzioni se lo snodo successivo è disponibile. Un attimo di così. Tu arrivi qui.
sei da queste parti? No. Ok, queste zone hanno la copertura, ok. Lo strano che tu arrivi soltanto fino a qui, però va bene, forse per collegarti alla miniera. Dall'altro lato, una volta qui, c'è pure una cittadina qui un attimino da controllare. No. No, dobbiamo andare in città. Quindi dobbiamo tornare dal musicista. Dobbiamo tornare alla Magellan per staccare. Però visto che abbiamo il protomezzo, se noi da qui facciamo verso l'infinito ed oltre, dai, fammola pazzire. No, fammola pazzire in un altro modo. Noi da qui torniamo in Messico. Ci andiamo a completare le altre zone un attimo. Ok, il portale da qui si vede. Cazzarola, giustamente, mi sembra giusto. Il portale è di là, questo lo sappiamo. Armi non ne abbiamo manco una. Tranquillo. Vai Sam, vai Sam. Cazzo. C'è un altro di là. Ah, ma qui c'è proprio la sagra. Così, bello tranquillo. Sistemato. Vinculato perché di qua non possiamo salire. Ah, cazzarola.
diciamo la strada sarebbe di qua oppure sulla destra. Se continuiamo di qua c'è una rientranza. No, Sam, non correre. Ok, posso ricorrere normalmente? Ma sei Mazzari. Dai che siamo arrivati al portale. E ora posso tornare indietro o devo restare su questa mappa? Vabbè. Magazzino della struttura. No, non possiamo tornare indietro. Oh, ok. Mi piace una buona carica da contenere. Se provo allora no. Si può semplicemente entrare, ok, quindi posso andare di là. Allora. Ok. Caricamento. Perché no? Perché no? Allora, noi siamo tornati qui. Di modo qui è rimasta almeno la moto fuori. Quindi adesso ci dobbiamo completare questi qua. Ok, allora ragazzoli belli, io stacco e ci sentiamo dopo. Nel frattempo buon appetito a tutti, a più tardi.今日もみんな見てくれてありがとう。笑顔で